Piccoli Editori a Mantova, una manifestazione che è alla 4ª edizione. L'abbiamo promossa come biblioteca insieme al sistema bibliotecario Grande Mantova e riusciamo a realizzarla tutti gli anni grazie alla collaborazione di volontari, oltre che del personale della biblioteca, volontari individuali, ma anche abbiamo ad esempio questa mattina una classe dell'ITAS Mantegna di giovani, 16-17 anni, che appunto hanno aderito e passano la mattinata e la giornata a collaborare alla realizzazione e alla gestione della manifestazione. Abbiamo lanciato questa iniziativa quest'anno un appello al più piccolo degli editori, che è l'editore di se stesso, l'autore che pubblica il proprio libro come editore. Oggi questa è una possibilità offerta tutto sommato dagli strumenti tecnologici, internet e quant'altro. Si tratta di una tendenza in crescita ed è un'editoria anche di qualità, e quindi abbiamo già alcune persone che già da oggi porteranno le loro pubblicazioni qui all'interno della mostra. Questa è una sorta di assaggio, se vogliamo, anche se in piccolo, sul Festival delle Letterature. È una piccola editoria molto attiva e diffusa su tutto il territorio, che mostra i suoi prodotti. Vedo una bellissima presenza di giovani ragazzi, a testimonianza che quello che si cerca di fare con Mantova Creativa è una proposta culturale per educare le giovani generazioni a sensibilizzarsi verso l'arte, verso la cultura, verso un patrimonio che è terra di tutti, una rete culturale che vive nel territorio di Mantova e non solo. Queste immagini sono, il mio tributo alla mia terra, ai paesaggi della mia terra, alla luce meridiana della Sicilia, che ho catturato con una tecnica del doppio movimento e delle vibrazioni della fotocamera. Ed è una tecnica particolare che ho affinato in circa 7 anni, tant'è vero che queste 18 immagini sono il risultato di una sintesi, proprio di un lavoro che è ancora in work progress sulla mia terra, sul paesaggio della mia terra. Le sensazioni proprio profonde, no? Dell'appartenere ad una terra, ma dell'appartenere a un universo. E questo è il risultato che sono riuscito ad ottenere in queste immagini.